Eder, Mech, Pallister. Sicuramente Sebastiano non è stato trasparente, non ha detto probabilmente tutta la verità e sicuramente ha omesso di dire delle cose. Ripeto, non ai familiari di Liliana, non agli amici perché non aveva il dovere di farlo, però sicuramente ha detto cose che non corrispondono al vero, si è contraddetto più volte proprio con gli inquirenti. Non è una difesa, è solo una realtà. Cioè io sfido chiunque a perdere la moglie, non sapere che molte persone sapevano che era scomparsa, che nessuno mi ha detto guarda Liliana è scomparsa. Tu sapevi della posizione del corpo, eppure dicendo che non avevi mai visto uno spettacolo del genere avresti dovuto sapere dove si trovava. Se no di che spettacolo parlavi? No, io sono arrivato sul posto, ho visto la polizia, ho visto le luci, tutto quanto, ho chiesto di poter andare lì e vedere se era il corpo di Liliana, non mi è stato permesso. Ti dico la verità, io anche in questi momenti sto pensando a questa storia d'amore che è nata così, che non esiste. Non esiste una storia d'amore. Quali sono gli spostamenti di Claudio Serpin la mattina del 14? Serpin è sempre in casa, l'automobile di Serpin si muove a partire da mezzogiorno da quell'abitazione, lo dice la procura, cioè è scritto negli atti, quindi fino alle 12 e la prima tappa che fa quando esce di casa è andare davanti alla Wind, per cui perché dovrebbe dire una bugia? Doveva andare a casa sua Liliana, quindi è chiaro che la cerca. Gli investigatori approfondissero anche questi aspetti. Noi stessi abbiamo comunicato agli investigatori altri siti dove Serpin avrebbe detto che si recava con Liliana. E niente, spero che questa qua dia appunto le risposte esatte e scientifiche come vengono richieste proprio dai magistrati e possa appunto, se non accertare, aiutare a andare avanti con le indagini per sapere cosa sia successo. Lei è stata picchiata, ha avuto un diverbio a mano, perché non aveva solo i colpi appunto in faccia, aveva anche un colpo sul seno, sulla gamba, sul costato, il naso rotto, sono tutti altri colpi che non sono stati rilevati dopo. Ma lui cambia sempre perché lui cambia a seconda del momento, inventerà qualcosa di nuovo, di sicuro. Se non è che ha paura, penso che avrà un po' di timore di qualcosa. Io credo che qualcosa cambierà anche per lui e sempre spero che si decida a dire la verità. È stata uccisa, è stata suicidata, ecco, non si è suicidata. E il killer potrebbe essere proprio il marito di Liliana? E questo non lo so, di preciso non lo so. Può essere anche lui, può essere, però io non ho le prove, ecco, non lo so. E a questo punto devono fare bene le indagini per o scagionare o incolpare qualcuno. Oggi è stata una giornata importante, pesante, ma finalmente riusciremo a capire il giorno della morte come è morta, perché noi al suicidio non ci crediamo. Sebastiano si è allontanato subito, dopo circa 2 settimane dopo i funerali. Non è che l'abbiamo allontanato noi, semplicemente non potevamo digerire le sue favole. Sebastiano dice che gli avete svaligiato la casa. Assolutamente no, intanto è stato lui ad invitarci. Sergio non ci voleva venire e io gli ho detto: Sergio, è la tua unica occasione per entrare in quella casa e prenderti i ricordi di tua sorella. E ho insistito e mi ha ascoltato e dopo l'agenzia funebre siamo andati tutti su, c'era la moglie di Sergio, c'era mia figlia e lui invece di stare con noi in casa era giù in cortile perché c'erano tutte le televisioni. Lui ci ha detto: prendete quello che volete. Noi non abbiamo preso niente. Sergio ha trovato già una borsa di non so cosa, forse hard disk, qualcosa che aveva già preparato Sebastiano. Si è preso i quadri della sorella e gli oggettini di non valore che erano lì sul comòdo. Io non so se c'entra, se lui è il colpevole o meno, questo non posso saperlo, non posso dirlo. Io so soltanto che non ha detto la verità in tutti questi 2 anni. Diciamo la banda degli onesti, loro dicono queste cose, ma
bisogna provare queste cose che si dicono. Sono pensieri, ognuno certamente dopo 2 anni queste persone qua tirano fuori queste cose. Dopo 2 anni, perché non le hanno detto subito? Dette Certe tra di cose loro. le stanno dicendo adesso. Se in realtà Sebastiano ha dato versioni diverse rispetto a fatti e circostanze avvenute il giorno della scomparsa della moglie. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.